Ben ritrovati, ore 13, spazio di approfondimento che precede il telegiornale di Tele4, in compagnia di Angelo Dalia, presidente della ASD Torneo Città di Trieste. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, intanto grazie per questa occasione, anche se oggi sarebbero da ringraziare tante persone. Ci arriviamo, come vedete dal titolo, Trieste campione d'Italia di calcio a 7, il calcio a 7 è disciplina amatoriale, quindi va da sé che si parla di calcio amatoriale non federale, federale a calcio a 11 e a calcio a 5 con il futsal, ma la compagine di Trieste si è distinta ed è diventata campionessa d'Italia proprio in un torneo finale che si è disputato a Pisa. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del torneo Città di Trieste, uno dei tornei più celebri in città, ce ne sono anche altri, la Crese Cup e altri ancora. Grazie a un circuito nazionale che vi vede coinvolti, la squadra, diciamo, che vince il torneo Città di Trieste, quindi in un girone, in un campionato tutto interno alla nostra città, rappresenta proprio i colori di Trieste in questo torneo nazionale. Eravamo già a colloquio noi l'anno scorso con la vostra spedizione che non vi ha visti come campioni, ma insomma vi ha visti comunque partecipi di un buon torneo. Quest'anno invece primi della classe e la Coppa l'abbiamo appena vista, Angelo. Esatto, sì, le finali nazionali sono un'emozione incredibile per noi dello staff, per me come presidente e accompagnatore, quindi non oso immaginare cosa possa essere per la squadra che non solo vince un campionato lungo tutto un anno a Trieste, ma si trova anche a poter coronare un sogno di carattere nazionale. E come a Trieste ci sono diversi campionati a 7, non essendo il calcio a 7 un campionato federale, ci sono anche diverse realtà nazionali. Giocare e vincere l'Axi Gazzetta Football League è giocare e vincere il circuito più importante nazionale. Raccoglie 12.000 atleti durante tutto l'anno, suddivisi in 90 campionati in più selezioni. Ed è il più grande e più importante d'Italia, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, e alle finali nazionali la nostra Trieste ha sfidato 500 circa atleti suddivisi in 30 città. L'orgoglio quest'anno è stato non solo vincere come Trieste, ma essere l'unica città del Friuli Venezia Giulia a rappresentare appunto il Friuli Venezia Giulia. Ma questo perché non ci sono squadre negli altri capoluoghi o non sono riusciti a qualificarsi? No, diciamo che ci sono altre squadre, altri tornei, esiste anche il calcio 8, il calcio a 5, probabilmente in regione il calcio a 7 non è così sentito come forse può essere in città, a Trieste. Vero, poi anche in Veneto, per dire, hanno una tradizione molto del calcio a 8, sì, che è molto spinta, nel trevigiano soprattutto, poi il calcio a 7 è diventato una prerogativa molto triestina anche in virtù della presenza di molti campi che permettono di poter diramare diversi tornei. Perché vedete la maglietta della Triestina sotto la coppa che adesso vi stiamo rimostrando, diciamo, da base a testa? Perché grazie anche al via libera della Triestina, la Triestina Calcio, avete potuto indossare le t-shirt rosso-labardate per rappresentare la città. Esatto, è stato un onore doppio. Intanto ringrazio la Triestina Calcio per questo prestito. Le riportiamo vincitrici di un titolo nazionale, quindi penso siano contenti. E sì, diciamo che Città di Trieste sul territorio ha tante amicizie, tra virgolette, è ben radicato. Parlando con la Triestina abbiamo fatto questa proposta che inizialmente neanche non pensavamo potessero mai accettare, che hanno accettato immediatamente. Il fatto di poter rappresentare Trieste per noi come organizzazione e per la squadra poi che ha vinto è stato un orgoglio immenso. Ho ancora ben in mente il momento in cui nello spogliatoio ho aperto la borsa della Triestina e abbiamo tirato fuori non la maglietta ma la divisa ufficiale, calzettoni, pantaloncini, maglietta di casa, maglietta di trasferta, quindi rossa e bianca, e i ragazzi hanno capito che a Pisa avrebbero rappresentato veramente Trieste.
Dei ragazzi che sono partiti con l'obiettivo unico di vincere, anzi forse non l'unico, ma con un grande obiettivo che era andare oltre al semplice vincere sul campo. La squadra che ha vinto a Trieste e poi ha vinto a Pisa le finali nazionali è una squadra fatta interamente di ragazzi albanesi e un solo italiano. Sono partiti con un obiettivo, infatti porto le parole di Laurent Spahi, che è il dirigente leader di questa squadra che ha vinto il titolo, vincere con l'obiettivo di portare a Trieste la Coppa in segno di ringraziamento e di gratitudine nei confronti della città. Sono scesi in campo con un obiettivo che andava oltre la vittoria di un torneo di calcio. La squadra quindi è arrivata prima nella Serie A del torneo Città di Trieste ed è, come si chiama la squadra? Autolavaggio Fabo Severo. Ok, e quindi fra le tante, diciamo, squadre che trovano gli sponsor, che si organizzano anche attraverso le reti di amicizie, reti di ex giocatori che si vogliono comunque cimentare nonostante magari l'età o il ritiro, gli impegni avanti con il calcio, si permette di poter dare continuità a questo tipo di attività sportiva senza, fra virgolette, l'impegno dell'allenamento, del calendario federale. Ovviamente un minimo di sacrificio e impegno va messo lo stesso, perché si tratta comunque di andare in campo per vincere, non credo che faccia nessuno piacere andare in campo giusto per fare presenza. Quante serie sono nel torneo Città di Trieste? E ti domando, un attimo esulando delle finali di Pisa, come sta crescendo? Perché anche negli ultimi anni, anche dai profili social, dal profilo della costruzione dei campionati, c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni. Sì, il torneo Città di Trieste non doveva migliorare. Vorrei approfittare di questa domanda per ringraziare qui in questo ambito la vera anima del torneo Città di Trieste, che è Lino Inciso, presidente per 40 anni alla guida del torneo. Non ha creato un torneo di calcio, ha creato un'istituzione, e sono onorato di averlo preso 3 anni fa, nel 2023, che tra l'altro, parentesi, è lo stesso anno in cui poi è nata effettivamente Autolavaggio Fabio Severo, la squadra, quindi è un percorso di crescita parallelo che ha portato a trionfare me come presidente dell'associazione e la squadra che è partita 3 anni fa con questo obiettivo. Oggi abbiamo vinto, ma il percorso è iniziato nel 1985, certo. Poi con il 1988 l'arrivo di Lino Inciso, che ha creato una struttura che ha permesso noi oggi di essere un po' più facilitati anche nella crescita. Stiamo aiutando l'associazione Torneo Città di Trieste, che ricordo, questa è una cosa che le ho detto a Lino il primo giorno, non essere sua, non essere mia, essere della città. È un'istituzione che vogliamo far crescere sempre più, perché quest'anno abbiamo riunito poco meno di 650 tesserati, che sono tanti. Sono 650 ragazzi che arrivano anche in realtà dalla vicina Slovenia. Ci sono 3 squadre che la sera si mettono in macchina dalla Slovenia e vengono a giocare da noi. C'è il CUS, c'è il Ciclo Tommasi, di cui ringrazio Max Pisani per l'appoggio, il Kral. Ci sono tante realtà locali che la sera si ritrovano sui campi di calcio, e il torneo di Trieste, ripeto, non è solo calcio ma è anche aggregazione, e stiamo andando verso quella direzione là. Mantenere l'istituzione e far sì che i ragazzi possano avere un qualcosa da vivere la sera, e anche con le finali nazionali un sogno da poter realizzare. Io sono stato sia dirigente che giocatore del torneo Città di Trieste, e forse la fortuna di chi lo gioca e di chi lo vive è che io ragiono non da presidente, non da burocrate, ma da ex giocatore e da ex dirigente. Quindi tutto quello che sto facendo, e vedo i ragazzi me lo dicono, sono contenti, lo sto facendo per loro e lo sto facendo per quel ragazzo che giocava e che avrebbe voluto ricevere quello che oggi sto dando. C'è anche poi tutta una componente di attrattività che ogni torneo prova a
costruire per fare in modo che ci siano sempre più persone e un coinvolgimento che resti alto come livello, non solo di qualità ma anche di divertimento, e questo si ripercuote in classifiche, statistiche, video. C'è un servizio, diciamo, che cerca di creare una comunità che dopo la partita si rivede, si confronta anche con dei numeri fondamentalmente. Sì, diciamo che da 3 anni a questa parte, quando ho preso la presidenza, insieme allo staff, che non dimentichiamo, non sono solo, ma c'è uno staff incredibile che lavora attorno al torneo, che voglio ringraziare e coglio l'occasione oggi per ringraziare pubblicamente, dallo studio Buenas, che tra l'altro segue anche la Bavisela, e tutti i ragazzi che dietro le quinte, le grafiche, le interviste per i giocatori, gli MVP del mese, gli MVP dell'anno, c'è tanto lavoro e facciamo tanti contenuti affinché il ragazzo, diciamo, ognuno di noi quando era ragazzino e giocava a calcio ha sognato almeno una volta, chi ha giocato a calcio, di poter essere un giorno in Serie A. E se siamo qui a giocare il torneo di Trieste è perché probabilmente non ce l'abbiamo fatta. Certo. E poter dare a questi ragazzi un sogno di vivere quell'esperienza attraverso il torneo di Trieste è uno dei nostri obiettivi quotidiani. Ragazzi ma anche ragazze. Sì, il torneo di Trieste con Lino Inciso in questo momento gestisce anche il torneo femminile. Infatti lui ancora non lo sa, approfitto di questo momento per dirglielo. Vorremmo portare il prossimo anno anche le ragazze, la selezione del calcio femminile, a rappresentare Trieste alle finali nazionali, perché l'Axi Gazzetta Football League ha anche le finali nazionali del calcio femminile e vorremmo portare il prossimo anno anche loro. Come si è riusciti a entrare in un circuito nazionale come quello della Gazzetta, partendo da una città di provincia e, diciamo, sgomitando, fra virgolette, anche con altri tornei che in città esistono da tempo e hanno anche ovviamente la loro dovuta dignità? Penso la storia sicuramente avrà contribuito. In realtà la Gazzetta Football League esisteva ancora prima del Covid, era ancora una piccola realtà e Lino, come istituzione del calcio amatoriale Trieste, ha avuto il contatto del presidente della Gazzetta Football League, con la quale ha avviato i primi contatti. Poi con il mio arrivo ho proseguito i contatti e Antonio Rario, che è il presidente, ha visto il modo di lavorare e si è creata anche una sorta di sinergia di uomini di sport che amano lo sport. Diciamo, non è sempre facile trovare in alcuni ambienti diciamo, il nostalgico del vero sport, quello di una volta, quindi siamo molto sintonizzati fra noi due e questa cosa ha permesso poi nel tempo di avere, diciamo, il pass cittadino per andare a fare le finali del circuito più grande d'Italia. Non avete un circuito regionale però, cioè non esiste ancora un torneo Friuli Venezia Giulia che possa mettere assieme più squadre in un unico girone in qualche maniera? Posso dirti non ancora? Non ancora? Posso dirti non ancora? Ho fatto uno spoiler che non dovevo fare forse. È un obiettivo. È un obiettivo, sì. Abbiamo ancora penso un minuto, vado un po' a naso rispetto all'orario di partenza. Se c'è qualche considerazione finale o qualche ringraziamento che vuoi fare, Angelo, immagino che comunque noi abbiamo qui ospite te, ma le congratulazioni e i complimenti vanno anche ovviamente alla squadra che ha vinto, a tutti quelli che hanno partecipato anche durante l'anno per cercare di arrivare in testa e poter poi rappresentare la città a Pisa. Sì, io voglio innanzitutto ringraziare le istituzioni che ci hanno seguito e hanno fatto i complimenti per questa grande impresa, dall'assessore Lodi a Trieste privatamente via messaggio all'assessore Roberti pubblicamente e addirittura mi sono emozionato quando l'ho visto anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Federica, che su Instagram ci ha fatto i complimenti ed è stato per me un enorme orgoglio e motivo e un incentivo ad andare ancora avanti per questa strada. E vorrei portare i ragazzi, la squadra che è stata meravigliosa, abbiamo chiesto ieri al sindaco se possiamo essere ospitati per il giusto onore, perché i ragazzi sono veramente andati per loro, per la città e per tutti noi.
me e uno staff che ci ha seguito per questi 3 giorni, che è stato meraviglioso. Corravamo a prendere l'acqua durante le giornate più calde, abbiamo fatto il raccattapalle molto volentieri, siamo sprecati per questi ragazzi che l'hanno meritato dall'inizio alla fine. Congratulazioni ancora, grazie per averci raccontato un po' tutto questo ambiente sportivo che forse alcuni non conoscevano. In bocca al lupo per tutto il resto. Crepi o grazie, non ho ancora capito qual è la formula giusta. Ognuno c'ha la sua. Viva il lupo, crepi il lupo. Io sono per il grazie, grazie a te per l'occasione. Vorrei ringraziare anch'io la città di Trieste che sento mia, che mi accompagna, che ci accompagna in questo percorso. Grazie a tutti ancora per averci seguiti. Fra poco il telegiornale. Grazie ad Angelo Dalia, presidente dell'ASD Torneo Città di Trieste. Ci vediamo tra poco. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'edizione meridiana del notiziario di Tele4. Vi proponiamo subito il sondaggio che andrà in onda stasera nella puntata di Ring delle 21:10. Immigrazione, sospendere i controlli ai confini, la chiamata è gratuita, per dire sì chiamatelo 0422 16 26 691, per dire no lo 0422 16 26 690. Alle 21:10 dicevamo con gli ospiti Stefano Balloch, Fratelli d'Italia, Serena Pellegrino, AVS, Lucia Buna della Lega, Massimiliano Pozzo del PD, conduce Ferdinando Avarino. Alle 22:30 la faglia dentro, cosa resta del terremoto, insieme allo scrittore Walter Tomada. Notizia dell'ultima ora, fra poco vedremo subito i nostri servizi, ma secondo quanto abbiamo appena appreso un roccambolesco inseguimento si è verificato questa mattina tra Viale 20 Settembre e Via Battisti. La polizia locale inseguiva un ragazzo di 15 anni a bordo di uno scooter che pare fosse stato appunto rubato. I dettagli dalla targa e dai dati sull'assicurazione. Si è concluso l'inseguimento, il giovane di 15 anni è stato preso nella zona più o meno di Piazza Foraggi, però maggiori informazioni su quanto appena detto e più dettagliate nel corso del notiziario delle 19:30, quindi inseguimento rocambolesco questa mattina della polizia locale, che ha avuto il suo bel da fare per trovare, rintracciare e prendere il giovane, ma alla fine gli operatori ce l'hanno fatta. Ancora cronaca, perché c'è stato un colpo notturno alla gelateria Gangemi di Trieste in Viale 20 Settembre. I ladri hanno portato via la cassa automatica. Sul posto la Polizia di Stato con la scientifica. Allora vediamo il servizio con le immagini e l'intervista raccolte da Enzo Iannacone. Vediamo. Un altro colpo dei ladri, di nuovo in Viale 20 Settembre, stavolta a farne le spese la gelateria Gangemi, un blitz notturno. I malviventi hanno portato via la cassa automatica. Sul posto la Polizia di Stato con la scientifica per i rilievi. Erano esattamente le 3:30 quando 2 uomini incappucciati e totalmente vestiti di nero sono riusciti a entrare nell'esercizio commerciale forzando con un cacciavite la porta laterale. In appena 8 secondi i malintenzionati hanno tagliato il cavo di collegamento alla cassa automatica per poi asportarla e uscire dalla gelateria. Poi i ladri sono fuggiti in direzione San Giovanni a bordo di 2 scooter precedentemente parcheggiati in via Battisti. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino. È stata una delle dipendenti all'apertura del locale questa mattina a trovare l'amara sorpresa. Poi sono state allertate le forze dell'ordine. Per ricostruire i fatti un ruolo chiave lo svolgeranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza funzionanti e presenti sia all'esterno che all'interno del locale. I video sono già stati acquisiti dalle forze dell'ordine, al vaglio anche le immagini delle telecamere fra il Viale e via Battisti. Entrando ho visto che mancava la cassa automatica, hanno fatto un po' di danni e subito ho chiamato la polizia. 2 ladri, uno era sulla porta, uno è venuto dentro e 8 secondi ci hanno messo a portare via tutto visto dalle telecamere. Hanno registrato sto tipo che entra
col viso coperto da una maschera, da un passamontagne, e l'altro aspettava sulla porta 8 secondi. Impianti semaforici in tilt da Largo Roiano alla stazione dei treni. Questa mattina un uomo al volante sotto effetto di alcol ha abbattuto il palo di un semaforo, quello all'inizio di Viale Miramare. Vediamo. Ha perso il controllo del mezzo e parzialmente invaso la corsia di marcia opposta, concludendo la sua corsa contro il palo del semaforo. Traffico in tilt questa mattina all'inizio di Viale Miramare, di fronte alla stazione dei treni. Erano circa le 8:30 quando un uomo di mezza età che viaggiava verso il centro cittadino a bordo di una Cupra grigia metallizzato ha letteralmente abbattuto il semaforo posto sull'isola pedonale. Fortunatamente nessun pedone stava attraversando la strada in quel momento. Danni ingenti non solo per il palo ma anche per gli altri impianti della segnaletica che di fatto hanno attutito l'impatto. Sul posto la polizia locale con 2 pattuglie, una per i rilievi dell'incidente, l'altra per gestire la viabilità. Infatti a causa dell'impatto gli impianti semaforici sono andati completamente in tilt, da Largo Roiano fino a Via Pauliana. Così i vigili urbani hanno dovuto gestire il traffico in attesa del ripristino dei semafori, mentre i pompieri arrivati sul posto mettevano in sicurezza la carreggiata rimuovendo l'auto incidentata. Poi la macchina è stata portata via dal carro attrezzi. Secondo quanto preso, il conducente della Cupra grigia era sotto effetto di alcol. Ecco cosa potrebbe aver provocato la perdita di controllo del mezzo. A seguito dell'impatto, l'uomo non è rimasto ferito, ma è stato comunque portato in ambulanza all'ospedale di Cattinara per gli accertamenti del caso. Raffica di furti di catenine d'oro ai ragazzi che ballavano in discoteca nella baia di Sistiana. Secondo il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec si tratta di un episodio isolato che però non va sottovalutato. Sarà quindi coinvolta la prefettura per stroncare il fenomeno sul nascere. L'intervista al sindaco da questa mattina, Sveglia Trieste. Ecco, mio figlio che conosce bene la situazione, quando mi dice tanto non sono Maranza, no? Sono criminali qualunque, quindi una serie di ragazzi e ragazze evidentemente che sono dediti alla piccola criminalità che va fermata al nascere. Va stroncato sul nascere il fenomeno dei furti in discoteca, come quelli avvenuti nello scorso fine settimana nel locale della Baia di Sistiana, ai danni di una ventina di studenti delle superiori che si sono visti rubare le collanine d'oro mentre ballavano e si divertivano dopo la cena di matura. Si è parlato di una banda di Maranza, in realtà secondo il sindaco Gabrovec si tratta di comuni criminali che vanno fermati subito prima che un episodio isolato diventi un problema cronico. Per questo il primo cittadino chiede subito un vertice in prefettura. Rispetto a quello che è successo l'ultimo weekend, dico sempre è un caso isolato, secondo me non dovrebbe destare grande preoccupazione, ma visto che i problemi si risolvono alla radice, io proporrò già la prossima settimana, chiederò al signor prefetto con il quale collaboriamo e ci sentiamo, non dico giornalmente ma quasi, un tavolo con le forze dell'ordine, con i gestori dei locali, la discoteca da un lato, ma anche stabilimenti balneari, chioschi, bar, per fare il punto a inizio stagione su quelli che sono la sicurezza, che significa anche somministrazione di alcolici a soltanto i maggiorenni, perché c'erano problemi anche di questo tipo, alcolici somministrati a minorenni l'estate scorsa, controlli sulla strada, controlli sulla rumorosità, quindi contro gli schiamazzi notturni e anche poi questa microcriminalità che è stata importata. Queste cose le risolveremo subito, siamo all'inizio dell'estate, l'estate quasi non è ancora partita, facciamo una chiacchierata e parleremo di decoro urbano, di sicurezza, di rumorosità e anche di quello che succede fuori e dentro ai locali. Allora, prima di vedere le prossime immagini che riguardano il cedimento di un asfalto, credo che siamo già pronti. Lo facciamo adesso? Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale. Grazie a Enzo in regia. Colleghiamoci allora con la sala operativa della Polizia Locale. Con noi dovrebbe esserci il commissario Fulvio De Grassi, collegato telefonicamente. Commissario, buongiorno e bentrovato. Quali novità da stamattina? Buongiorno, bentrovati a tutti voi. Diciamo, avete già parlato dell'incidente di Viale Miramare che ha creato un poco subbuglio, ce n'è stato anche uno quasi contemporaneo, un poco dopo in Viale Sanzio, un investimento di un pedone minore tra l'altro, comunque non si lamentano grossi danni fisici. Per Viale Miramare, come avete detto voi, problemi con l'impianto semaforico e rallentamenti ovviamente, rallentamenti anche in via Roma
Val di Rivo nella mattinata per lavori su un tombino, lavori di prospetti all'altezza del tombino proprio in centro carreggiata nell'intersezione, e perciò ha creato dei rallentamenti non indifferenti. Traffico comunque molto, molto esteso, vuoi anche per la presenza di numerosi pedoni, soprattutto turisti. In piazza Ponte Rosso c'è una manifestazione con bancarelle, giocoforza, attrae gente, poi ci sono i passaggi pedonali e ovviamente il traffico ne risente. Comunque tutta la mattina che il telefono suona per vari motivi, richieste, proteste, segnalate anche rallentamenti in via Teatro Romano per il solito parcheggio interno che crea un po' di coda. Per il resto ancora un incidente solo danni rilevato. Da segnalare niente di particolare in agenda per quanto riguarda il proseguo della giornata. Parliamo quasi sempre della Galleria Carso, che al momento dovrebbe essere aperta in direzione Trieste, verrà richiusa il giorno 9 di giugno fino al giorno 14 e poi ancora avanti i lavori dovrebbero concludersi intorno ai primi di luglio. Di solito comunque ogni weekend, anche in questa occasione del ponte, viene riaperta. Ripeto, al momento la situazione è tranquilla, non abbiamo particolari interventi in atto, il traffico da quanto posso vedere è abbastanza tranquillo vista l'ora, quindi vi restituirei la linea. Grazie commissario, buon lavoro e buona giornata, grazie. Grazie, uguale a tutti voi. Disagi alla viabilità in Strada delle Saline che porta a Muggia, dove nelle ultime ore è appunto crollata una vasta porzione di strada con gli operatori che, come vedete, sono all'opera già da questa mattina per la riasfaltatura. Un cedimento verificatosi nel punto interessato dalla rottura di una tubatura dell'acqua che era avvenuto appunto nella giornata di ieri. Siamo nella zona, per intenderci, poco prima della rotonda che conduce quindi poi alla grande viabilità. Chiaramente modifiche al traffico per consentire i lavori, le autorità hanno disposto la chiusura del tratto stradale per motivi di sicurezza, però ci si attende già una riapertura questo pomeriggio. Come potete vedere stanno procedendo celermente con i lavori di riasfaltatura, restano quindi in vigore le limitazioni al traffico per gli automobilisti che provengono dalla galleria della grande viabilità. Lo svincolo verso Strada delle Saline risulta attualmente chiuso, ma appunto ci attendiamo ulteriori modifiche e buone notizie nel corso delle ore, nel corso della giornata, perché appunto gli operai, come vedete dalle immagini, stanno già risistemando la strada. Questo è uno dei crateri che si è aperto a seguito del cedimento dell'asfalto. Un intervento invece andato a buon fine dei Vigili del Fuoco. Questa volta ci spostiamo in quel di Gorizia. Nelle prime ore di questa mattina un capriolo è rimasto intrappolato tra le sbarre metalliche di un cancello. Allarme è scattato poco prima delle 6:30 in via Brigata Etna. Sul posto la squadra della sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia. Una volta arrivati sul luogo della segnalazione, i soccorritori hanno trovato l'animale bloccato tra le sbarre delle inferriate. Lo hanno recuperato utilizzando il divaricatore idraulico, riuscendo quindi ad allargare le sbarre metalliche del cancello. Dopo alcuni minuti di lavoro, il capriolo è stato estratto incolume dalla trappola e adagiato delicatamente sul terreno. Una volta ripresosi dalla comprensibile paura e dalla stanchezza, è tornato nella vicina boscaglia, quindi un episodio andato a buon fine. Il Consiglio regionale ha incominciato le discussioni in aula riguardo le province. Oggi alla Commissione competente è stata presentata la legge dell'assessore Roberti, poi le audizioni delle categorie. La politica resta però divisa rispetto all'elettività dell'ente e le competenze da attribuire. Vediamo. Con la riunione della quinta commissione in Consiglio regionale, l'Aula di Piazza Oberdan incomincia ad affrontare il suo iter per il ritorno delle province. I lavori sono partiti con l'illustrazione della legge da parte dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, quindi le audizioni dei soggetti coinvolti. Un argomento che, come noto, ha diviso l'opinione politica, soprattutto gli aspetti che riguardano le competenze da attribuire alle future province e il fatto che siano organi elettivi. Non sono convinto io, ma soprattutto non sono convinti quegli esponenti di centrodestra che qualche settimana fa hanno definito un poltronificio queste nuove province. Davvero non se ne sente il bisogno, non si capisce
perché eleggere consigli provinciali da 24 persone con le giunte sostanzialmente per gestire le scuole e le strade. Ci saranno consigli provinciali in questo caso in cui si parlerà soltanto di come ritinteggiare un'aula o che bitume utilizzare. Siamo solo a un primo step, noi ci attendiamo o attraverso quello che può essere un cronoprogramma definito o attraverso una normativa già chiara, il fatto che le competenze che devono essere attribuite alle province non possono essere quelle passate, devono essere qualcosa di più esteso, di più articolato, e quindi su questo continueremo a chiedere in modo leale nei confronti anche degli alleati che si arrivi a un risultato che le province siano questo primo passaggio, ma anche molto di più. Forse il livello giusto non era uno che va, per esempio nel caso della provincia di Udine, no? da Sappada fino a Marano, cioè, cosa può esserci di strategia comune, no? Lo facevano già gli EDR. Poi è chiaro che se viene introdotto un nuovo livello di rappresentanza dei cittadini, questo ben venga, perché siamo in un paese democratico, più i cittadini sono coinvolti meglio viene. Noi vogliamo costruire un ente che fornisca servizi, portarlo più vicino ai cittadini e renderlo più efficiente, nel senso che se c'è un eletto, c'è un amministratore eletto e non un funzionario o un dirigente regionale, l'amministratore eletto risponde ai cittadini perché è vincolato al voto. Andiamo in pubblicità, ma torniamo fra alcuni minuti con altri servizi. Cambiare il tracciato in salita del progetto della cabinovia Mare Carso e spostarlo verso Montegrisa è l'ipotesi di lavoro sul tavolo del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Vediamo. Comunque vediamo cosa ci dice il Consiglio di Stato, nel frattempo sto lavorando e vediamo cosa succede. Lavorando a possibili alternative, diciamo così. Lavorando anche a possibili alternative su Montegrisa. Si tratta ovviamente solo di un'ipotesi di lavoro e non di una precisa e acquisita modifica progettuale, ma il sindaco di Piazza ha chiesto agli uffici un preciso approfondimento in materia. L'idea è quella di evitare per la cabinovia il tratto in salita in parallelo al Faro della Vittoria e spostare l'asse verso Montegrisa, dove verrebbero sfruttati gli attuali grandi piazzali retrostanti al Tempio Mariano per realizzare una grande area di parcheggio, ipoteticamente anche multipiano. Inutile aggiungere ulteriori suggestioni perché non è ancora possibile farlo. Di certo l'obiettivo sarebbe quello di attraversare un tratto a carattere di minore densità abitativa. Come farlo nella pratica è ancora tutto da studiare. Il tracciato peraltro andrebbe ad attraversare un'altra ZPS, zona a protezione speciale, dunque con vincoli da superare analoghi a quelli che sono stati affrontati nel caso del tratto da Bovedo a Opicina. Fatto sta, l'ipotesi è sul tavolo di lavoro dell'amministrazione. Intanto, ovviamente, il Comune di Trieste, dopo la vittoria al TAR del Lazio sugli oltre 48 milioni stanziati dal ministro Salvini con fondi del governo in sostituzione a quelli del PNRR, dovrà comunque attendere l'esito del ricorso presentato al Consiglio di Stato, sia per quanto riguarda la procedura di vinca di terzo livello della Regione che per la VAS della stessa amministrazione comunale. Ho detto che è una grande opportunità per la mia città. Pensate, io abito a Grignano da 25 anni sempre in fila, per cui potrebbe essere veramente un qualcosa anche di aiuto per il traffico. Adesso vediamo, c'è ancora il Consiglio di Stato, sai che in Italia abbiamo la burocrazia che è una cosa folle, è una roba da non credere. Avviata dall'ARPA una nuova campagna di monitoraggio continuo dell'inquinamento elettromagnetico. Il primo sito scelto è stato il ricreatorio Cobolli di Trieste e i dati confermano quelli tranquillizzanti della normale campagna di rilevamento dell'anno scorso. La situazione è ottima, nessuno sforamento in regione, l'anno scorso 2025, 2400 monitoraggi, 0 sforamenti, quindi mi sento di rassicurare tutti, non c'è nessun pericolo di inquinamento elettromagnetico. Parte dal ricreatorio Cobolli il nuovo progetto dell'ARPA dedicato al monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase, con focus particolare sull'evoluzione delle reti di telefonia mobile e 5G. L'occasione ha segnato il completamento del primo ciclo di rilievi con il ritiro della stazione di monitoraggio che ha inaugurato la campagna regionale e i risultati sono tranquillizzanti. Adesso abbiamo un progetto nuovo che ho finanziato per mettere le centraline fisse e non a spot
e quindi noi avremo, in questo caso finisce quasi un mese di sperimentazione qui al Cobolli di Trieste, di Cratorio, in cui in un posto fragile, dove sono bambini, anziani che fanno ginnastica la mattina, bambini il pomeriggio che giocano e strutture ospedaliere qua vicino, si fa in continuo per verificare che tutti i 2400 monitoraggi che abbiamo fatto l'anno scorso siano ulteriormente garantiti. A fronte di 2400 misurazioni comunque puntuali che facciamo ogni anno, quindi circa 10 al giorno, abbiamo aggiunto anche monitorazione in continuo per circa un mesetto. La prima è qua a Trieste e ci conferma quelle che sono le nostre attività di prevenzione. Non ci sono problematiche, i valori sono molto bassi, veramente un ordine di grandezza sotto i limiti di legge e questo ci fa stare sereni. Tutti i dati raccolti nel corso di questo nuovo progetto regionale saranno progressivamente elaborati in report tecnici e resi disponibili in formato digitale. Ci saranno altre postazioni? Sì, ne abbiamo 5 fisse, ovviamente stanno circa un mese l'una e quindi verranno utilizzate alla massima potenzialità del lavoro delle centraline per questo progetto che per noi è importantissimo dare serenità, perché quando si conosce la situazione io credo che tutti siamo più sereni. Giuseppe Daniello si ripresenta come direttore generale della Triestina illustrando il piano del risanamento dei conti, la gestione del debito del Rocco e il rilancio del settore giovanile con l'obiettivo di costruire basi solide per il futuro del club. La parola d'ordine scelta da Giuseppe Daniello per inaugurare il suo ritorno in casa triestina nel ruolo di direttore generale e presidente del Consiglio d'amministrazione è stata credibilità. L'ho spiegato questa mattina nel corso della presentazione ufficiale allo Stadio Rocco, alla presenza di Marco Margiotta, socio di maggioranza del gruppo che controlla il club alabardato, tracciando le priorità di una società chiamata a risanare la propria situazione economica e organizzativa. A tal riguardo, sul fronte dei debiti è stata già avviata una procedura negoziata con il supporto di un legale e di un commercialista indipendenti, incaricati di predisporre un piano di rientro. Stando alle informazioni raccolte negli ultimi mesi, una grossa quota economica è stata già versata per coprire il buco di bilancio. Parliamo di circa 12 milioni di euro. Altri 6 dovrebbero chiudere le pendenze, con però anche un credito da riscattare da circa 3 milioni. Per quanto riguarda il Rocco, sono già stati effettuati 4 incontri con il Comune e le istituzioni per affrontare sia le pendenze pregresse sia le condizioni future di utilizzo dell'impianto. È in fase di definizione una fideiussione, un piano di rateizzazione in 6 anni del debito accumulato. Parallelamente prosegue il confronto per individuare una soluzione sostenibile per la permanenza della squadra nello stadio di Valmaura. Stiamo definendo un po' quelli che sono i termini, perché è volontà di tutti far giocare allo stadio Nero Rocco. Ho detto loro, dobbiamo fare un piano sostenibile, che altrimenti si arriverà a firmare una convenzione che l'anno prossimo non può essere pagata, perché un club che è in Serie D con dei ricavi che sono da Serie D non può permettersi quei costi, ma nemmeno in Serie C e nemmeno in Serie B. Riguardo al campionato di Serie D, Daniello ha assicurato che la prima squadra sarà competitiva e che il budget previsto è adeguato agli obiettivi, che non dovranno vivere l'ossessione di una promozione immediata, ma quella di un percorso virtuoso. La squadra che non deve vincere nessun campionato per forza in 1 anno, in 2 anni, 3 anni, sul limite, ma deve essere una squadra, deve essere la Triestina, cioè una squadra competitiva. Competitiva significa degna del nome che questo club porta, in termini di storicità, di blasone, di stadio, di città, di tutto. Poi sarete voi, quindi saranno loro i titolari del marchio, voi tifosi, a dirci vi siete rimeritati il marchio. Quindi noi non chiederemo niente. Io non ho detto, vabbè, rientro io, allora che facciamo? Il marchio lo riprendiamo? No, dobbiamo meritarlo. In merito alle scadenze federali del 16 giugno, il dirigente ha invitato alla tranquillità, garantendo che la società onorerà tutti gli impegni richiesti. Quanto all'inchiesta della Guardia di Finanza, la Triestina ribadisce e conferma la massima collaborazione con gli investigatori. Presentata in anteprima al Teatro Bobbio la nuova stagione della Contrada, allora 12 spettacoli e tanti eventi speciali all'insegna della commedia e dell'attualità. Non ha ancora archiviato i festeggiamenti per i 50 anni d'attività, ma la Contrada pensa già alla prossima stagione. Il ricco cartellone principale, presentato in anteprima oggi al Teatro Bobbio, prevede 12 spettacoli, di cui 5 sono produzioni originali Contrada, ai quali si affiancheranno numerosi fuori abbonamento ed eventi speciali. Di questi solo una parte è stata svelata, mentre l'offerta completa della stagione, intitolata Facce Toste, sarà rivelata il prossimo 1° settembre. Ma c'è già attesa per l'apertura
della stagione dall'8 al 25 ottobre con la produzione di casa Ocio alla Debegnac con Ariella Reggio e scritta da Davide Calabrese. Si chiama Ocio alla Debegnac, ma Ocio veramente, perché vedremo che non c'entra molto la Debegnac, ma c'entra, diciamo, una lotta all'ultimo sangue, naturalmente una lotta psicologica fra due grandi interpreti che sono Ariella Reggio e Marzia Postogna, con tutto il resto della nostra compagnia, per il possesso di un luogo, vedremo. E poi oltre a questo il tema femminile è molto presente in questa campagna abbonamenti, in cui gli spettacoli sono incentrati sulle figure femminili, ad esempio Scandalo con Anna Valle o La Bisbetica Domata, che invece è una nostra produzione con la Sandrelli. A proposito di questo, molte sono le produzioni, anche una nuovissima che ha come protagonista Claudio Gregori, facce toste, come avevo detto nel nostro claim, proprio a dire che sono facce che si imprimono nella mente e nello sguardo e che potremo vedere qui sul palco del nostro teatro Bobbio. La novità di quest'anno è la possibilità di riconfermare i turni fissi già a partire da giugno, ottenendo un esclusivo vantaggio, un biglietto a soli 3 euro per uno tra gli eventi speciali. Dal 21 al 25 settembre parte la vendita dei nuovi abbonamenti, poi le prenotazioni dei turni liberi e la prevendita, il tutto senza ritocchi ai prezzi della passata stagione. È tutto dal notiziario e prossimo appuntamento con le notizie questa sera al TG delle 19:30. Buon pomeriggio.